Una battuta sulla finanziaria, una finanziaria importante che presenta anche punti nuovi, insomma, rispetto all'anno scorso che è stato un po' più, diciamo, frettolosa, diceva il Presidente Schifani. Sì, la scorsa finanziaria è stata insomma un po' così, frutto di una sinergia trovata in aula e con delle sintesi che forse avrebbero dovuto essere fatte meglio, tant'è che è stata impugnata in grandi parti. Adesso invece è frutto di un lavoro più attento, anche sinergico rispetto ai gruppi parlamentari, quindi Fratelli d'Italia ha messo molto di suo. È di queste ore la conferenza stampa del nostro assessore Rico sul Caro Voli, che è un'iniziativa che noi abbiamo seguito con attenzione per cercare appunto di evitare il caro voli rispetto ai turisti che arrivano, ma sono tante le misure della finanziaria che riguardano la nostra provincia. C'è l'emendamento che riguarda Agrigento con un finanziamento importante, storico direi, ma c'è anche la norma storica che riconosce le royalty alle città come Licata, Gela e Butera che soffrono del rischio di impatto della Cassiopea, che quindi gli impianti petroliferi nella loro costa. Questo significa riconoscere un valore a queste comunità e un risarcimento per loro, che sono possibilità di sviluppo, ma non è solo questo, sono tante le iniziative che partono già dal governo e che vedono noi protagonisti, ma tante altre saranno frutto del lavoro sinergico in assemblea. C'è un recupero di soldi da parte dello Stato, allora, c'è una novità sì, insomma importante per il bilancio. Il grande vantaggio del governo Schifani rispetto al governo precedente è che ha a Roma un governo amico e questo lo stiamo vedendo nella risoluzione di problemi enormi, penso al Priolo, che se chiudeva il depuratore a Priolo erano migliaia di lavoratori che andavano a casa, un danno enorme, ma penso anche alla soluzione, alla transizione rispetto ai debiti pregressi che noi abbiamo trovato e che così vengono spalmati e ci viene riconosciuta finalmente la possibilità di fare concorsi, perché la nostra macchina burocratica è ormai anziana, abbiamo bisogno di nuovi professionisti, di giovani che abbiano voglia di lavorare, che abbiano anche l'entusiasmo di farlo per una regione siciliana che deve essere a passo coi tempi. Finalmente Roma, il governo Meloni autorizzano queste nuove assunzioni e quindi che ci auguriamo vengano fatte nel massimo della trasparenza. Ecco perché chiediamo anche su quello che è successo sul corpo forestale che questo concorso venga attenzionato e annullato se ci sono delle incongruenze come temiamo. Oggi c'è stata una grande manifestazione sulla sanità, un punto dolente purtroppo di questo momento che stiamo attraversando. Dopo Agrigento anche Sciacca si è mobilitata. Sì, effettivamente è un problema enorme. Io ho parlato col ministro Schillaci, una delle soluzioni potrebbe essere quella di mutuare la norma che ha riguardato le sedi periferiche dei magistrati, che chi accetta sedi periferiche ha la possibilità di avere un guadagno maggiore e fare carriera più facilmente, perché i medici sono pochi e preferiscono gli ospedali più prestigiosi. I nostri ospedali periferici, i concorsi vanno deserti. Ed è un dramma. Allora qua bisogna affrontare in maniera organica il tema. Noi abbiamo già votato in ARS un nostro disegno di legge che elimina il numero chiuso in medicina, perché ovviamente devi aumentare la concorrenza, dovremo avere più laureati e più specializzati, perché altrimenti il pubblico rispetto al privato che può pagare molto di più diventa poco allettante e le nostre province, gli ospedali periferici ancora meno degli ospedali delle grandi città. Quindi le soluzioni sono quelle di mettere in campo soluzioni appunto anche a livello nazionale e passare un momento di difficoltà che è frutto di errori atavici che noi adesso scontiamo.